Qui all'Onigo, in provincia di Vicenza, nella sala conferenze di Cantina Collis, in questo momento sta parlando Fabio Piccolo, il direttore di Wine Meridian, spiegando un po' come ci si deve comportare sui mercati internazionali per sapere proporre, imporre, vendere il proprio vino. Tutto questo all'interno del terzo incontro del trittico vitivinicolo di Veneto di Cultura. Questo è l'incontro di gennaio, quello che chiude l'annata 2019, anche se siamo nel 2020, e che dà i dati definitivi sull'andamento della vendemmia 2019. Di questo oggi vi parleremo, vediamo. Grazie a tutti, fa molto piacere vedere una sala così gremita. Intanto prendo l'occasione. Il trittico è importante perché sono 3 momenti in cui grazie a Veneto Agricoltura noi diamo appunto i risultati e le previsioni al sistema, guidandolo dal punto di vista tecnico, e naturalmente insieme alla Vepa, che è il nostro motore finanziario, e la direzione della regione, penso che i nostri produttori siano soddisfatti di tutta l'assistenza tecnica che viene data dalla regione Veneto. Ancora un anno importante per il vino veneto. Sì, è un anno importante, un anno in cui c'è un equilibrio sulla produzione rispetto alle grandi produzioni del 17 e del 18, e comunque che dimostra ancora che noi siamo la prima regione per produzione italiana, con il 35,8%, 12 milioni e mezzo di quintali d'uva e quasi 100.000 ettari di vigneto, quindi sicuramente è una grande responsabilità per dire che comunque c'è una grande attenzione sia della regione sia comunque dei consorzi, insieme ai consorzi e ai presidenti e naturalmente ai direttori dei consorzi, per tenere oltre all'equilibrio della produzione anche l'equilibrio dei prezzi, per dare soddisfazione ai più di 30.000 produttori che in questa regione danno naturalmente un vino di ottima qualità. Prosecco, Valpolicella, i vini vicentini, quelli veneziani, quelli padovani, ecco, allora questo è il grande sistema vino veneto che traina tutta l'agricoltura veneta. Ricordo che su questa filiera la regione, tra fondi europei, statali e nostri diretti, ha investito negli ultimi 10 anni più di 500 milioni, quindi chiaramente questa filiera, soprattutto per quanto riguarda la promozione sui mercati esteri, sta dando grandi soddisfazioni, quindi chiaramente dà anche molta soddisfazione a chi ha un vigneto in questo momento. Ci sono dei numeri sicuramente importanti anche per il 2019, la produzione è leggermente calata rispetto al 2018, ma il 2018 era stato un anno particolarmente ricco di produzione e anche di qualità. Siamo comunque superiori al 2017, abbiamo una superficie complessiva vitata di circa poco sotto i 100.000 ettari, quindi sono numeri certamente importanti. L'export nel 2019 si rafforza ulteriormente, cresce del 3,5% e rimane il Veneto quindi la quarta potenza mondiale per quanto riguarda l'export del vino. Certamente ci sono dei punti di domanda che riguardano gli Stati Uniti, che è sicuramente un mercato molto importante, l'Inghilterra con la Brexit, che è un altrettanto mercato molto importante, però ci sono anche tante altre soluzioni sulle quali le nostre imprese stanno lavorando, soprattutto per quanto riguarda l'est del mondo. Questo tipo di iniziative col trittico, quanto sono utili per il sistema vino veneto? Beh, che lo siano, basta guardare quanto gremita sia l'aula oggi nella quale noi presentiamo questi dati. È un trittico perché si distribuisce in 3 momenti. A giugno, quando noi presentiamo la situazione diciamo sanitaria, la situazione dell'uva in quel momento nel territorio del Veneto, facciamo il secondo trittico che è poco prima della vendemmia, quindi in agosto, e quindi diamo una situazione generale di quelle che potrebbero essere le produzioni e le qualità dei vini. Tra l'altro lo vediamo anche in un'ottica più estesa rispetto al Veneto, quindi parliamo anche di altre regioni italiane oltre che la Francia e la Spagna. Questo è il terzo momento nel quale raccogliamo un momentino i dati di quella che è stata l'annata.
Sicuramente viviamo un'epoca dell'incertezza, abbiamo tante incognite a partire dalla Brexit, gli stessi dazi così annunciati più volte dal Presidente Trump negli Stati Uniti non sono tranquillizzanti. I dati però, quelli ufficiali, testimoniano che abbiamo chiuso un 2019 comunque con una crescita complessiva dell'export del vino italiano che quest'anno raggiungerà i 6 miliardi e mezzo in termini di valore, quindi un nuovo record. In termini di, tra l'altro, di Regione Veneto si conferma la regione leader sull'export con denominazioni che al momento comunque si stanno consolidando e altre che magari stanno crescendo oggi un po' meno, ma in termini di futuro è difficile così oggi dare previsioni certe, ma le tendenze del Veneto testimoniano che chi riesce a rendersi riconoscibile con denominazioni di qualità, di alto valore in termini di notorietà, può dormire sonni abbastanza tranquilli. Sicuramente la sfida per le aziende sarà quella di aumentare il loro elemento di riconoscibilità. Oggi il mercato è molto più laico e aperto, quindi cerca anche packaging molto più innovativi. La presenza sui mercati, quindi il presidio di uomini sul mercato diventa sempre più fondamentale. Indubbiamente il tema della sostenibilità e quindi dei cosiddetti prodotti biologici naturali avrà un ruolo importante, però bisogna tenere presente che dovrà essere una sostenibilità sempre più riconosciuta, riconoscibile e dimostrabile. E oggi però c'è un fabbisogno di un manager del vino molto più preparati e multidisciplinari, capaci di essere competenti sia sulla parte tecnica e produttiva, ma anche molto su quelle che sono le dinamiche dei mercati, la comunicazione, l'utilizzo, diciamo, che degli strumenti digitali più innovativi. Sì, allora i dati che abbiamo visto anche oggi ci confortano perché il 2019 è andato bene per la nostra denominazione, tutte e tre le categorie, Valpolicella stabile, il ripasso è aumentato, l'Amarone sono aumentati sui mercati e quindi questo ci fa così mettere in cassa una buona soddisfazione. Fa dispiacere, questa è una cosa che è stata coperta anche oggi nella conferenza, che ci sono dei fattori esterni alle nostre volontà che sono veramente pericolosi. Cioè, purtroppo Stati Uniti, Inghilterra, ma io aggiungerei anche una problematica sulla Germania dove abbiamo visto appunto un'economia molto in difficoltà e la Germania è un grandissimo mercato per i vini italiani e ancora di più un grandissimo mercato per la nostra denominazione. L'incertezza Brexit che sembra che sia affrontata in maniera abbastanza violenta è un grandissimo punto di domanda. È preziosissimo per noi avere questi dati in tempo reale, praticamente qua a metà gennaio, perché poi questo ci consente anche di raffrontarci con il mondo e raffrontarci con i nostri clienti per potergli anche raccontare com'è andata la situazione. Guardi, che sicuramente l'export è la spina dorsale delle nostre aziende. Io parlo ad esempio come il nostro gruppo Collis, siamo sul 65-70% di export e stiamo crescendo. Questo ci dà, da una parte ci dà fiducia e dall'altra, ripeto, ci dà le preoccupazioni di quello che sappiamo che potrebbe avvenire. Insomma. Il vino per questo territorio? La responsabilità che abbiamo noi come amministratori e rappresentanti di tanti nostri viticoltori soci è importante proprio per questo, perché nel nostro territorio è fondamentale la viticoltura, è importante, è fondamentale, come dicevo prima, anche l'ambiente. Quindi oltre a dare tutte quante le indicazioni agronomiche sugli impianti, su quello che saranno le prospettive future, abbiamo sempre più attenzione verso solo che sono le pratiche agronomiche. L'ambiente, il territorio, le nostre colline vanno preservati. È importante per quello che sono le attività del Consorzio gestire la denominazione dal punto di vista dei volumi, quindi i dati che sono stati presentati oggi per quanto riguarda i livelli produttivi, ma soprattutto anche la gestione del valore, perché solo attraverso una valorizzazione del prodotto possiamo trasferire al territorio, in questo caso Veneto e Friulano, quello che è l'immagine e la percezione di un prodotto di qualità, quindi anche di un territorio di qualità. Infatti nel 2019 il Prosecco ha registrato un incremento del mercato di circa il 4,9%, quasi il 5% in volume, però abbiamo dei punti interrogativi per il 2020. Questi si chiamano Brexit, quindi Regno Unito, oppure l'imposizione di eventuali dazi da parte degli Stati Uniti con Trump. Questi due, Stati Uniti e Regno Unito, rappresentano i primi due mercati export
per quanto riguarda il Prosecco DOC. Sono molto importanti questi due mercati. Per questo motivo una parte della produzione è stata, diciamo, accantonata proprio per far fronte ad eventuali contrazioni di mercato, di consumo. Ricordiamo che nel quarto mercato è diventata la Francia, quindi siamo riusciti a importare le nostre bollicine in quello che è la patria delle bollicine con lo champagne, e quindi questo ci dà proprio essere fieri di un prodotto di qualità che viene consumato anche sui paesi che vengono ritenuti intenditori di questa tipologia di vino. Then you turned around and then you put